and everything I never had under the weight of all the qualities I lack. And I know it's time to change, it's time to finally at my age make amends with everyone I pushed away. Don't leave me on my own, traveling home. Not gonna be the only one to be put out of soul. Don't leave me on my own, it's difficult I know. I really need a chance to be someone I'll never know. Going forwards, looking back on everything I never had under the weight of all the qualities I lack. And I know it's time to change, time to finally at my age make amends with everyone I cast away. Don't leave me on my own, traveling on. I'm not gonna be the only one to reap what I just sown. Buongiorno, buongiorno amici sportivi, ci troviamo qui oggi a Misano Adriatico in Romagna in mezzo a piadina, motori ma soprattutto la nostra amata patacca. Ci troviamo al Misanino KCE, pista assolutamente fantastica, siamo lunedì 26 alle 11 di notte. Qualifiche cortissime per i nostri piloti che hanno avuto solo 5 minuti per stabilire il loro tempo. Non era sorprendente la prima fila con Henry e Pippo, di nuovo pole per Henry, ma loro due sono già stati qui con car sperimentali del maestoso. Umbe e Fede sono in seconda fila. Umberto che continua a sorprendere. Tarta si posiziona in quinta nel ritorno. Toby anche lui torna, sesta posizione. Mate è settimo. Torna Marco Dall'Aberco. Torna. E ultimo è Greggy con una penalità. Eccoci, fra poco le luci diventeranno di un verde splendente. Pistole di gas! E via con la carambola! C'è stata quasi una falsa partenza di Tarta. Andrebbe quasi rivista, l'ho visto scattare un attimo Attenzione, prima intanto degli alcuni altri. piloti rimangono indietro, Andrea Greghi e Attenzione. Toby rimangono indietro. Attenzione, Harry perde posizioni, ma che mossa dall'esterno di Umbe che prende la Subito la leadership. prima posizione. Ma che partenza! E poi comunque partenza orribile di Toby. Attenzione, vediamo il replay perché c'è stata veramente una partenza incredibile da parte di Attenzione Umbe. all'esterno, Ed taglia eccoci, subito e guarda eccolo qui, lì. dall'esterno se li è girati tutti. Ok, ed eccoci qui il primo giro con Umbe che davvero ha preso il via, ha preso una curva dall'esterno, ha portato la velocità tutta con sé e vedo che anche Fede ha superato Henry e quindi Henry dalla prima posizione si trova quarto, non la partenza che siamo abituati a vedere da lui, e invece Greggy che scattava ultimo, che rimontone! Già, sa anche dato dal fatto della partenza scarsissima degli altri che venivano davanti a lui, però comunque è un fenomeno, lo sappiamo e quindi ce lo aspettavamo. E c'è da dire che Greggy aveva fatto la pole se non fosse che è stata tolta dalla penalità. Con un secondo di vantaggio sul secondo. Assolutamente, Tarta si è girato e Tobia gli è andato addosso. Toby ha preso una bella botta che lì. colpo, attenzione, Attenzione che Tarta, colpo. ma c'è stato un pelo. Vediamo dalla nuovissima Poltroboard, è passato veramente vicino. Guardiamo qui Tarta che si gira e lì si arriva veloci, E Toby l'ha preso in pieno, speriamo non ci siano danni ai veicoli ma anche ai piloti perché lì si arrivava davvero veloci. È proprio vero, intanto sembra che Umberto abbia trovato la cerchia, anzi la triangola, guardate lì come spigola le curve e come cerca di scappare. Sta prendendo il via su Filippo che credo stia facendo un po' di tappo su Fede, non sa più dove passare. Che pelo il guardrail! Fede sta facendo di tutto per trovare il buco, per passare Filippo, ma Greggy, che partiva ultimo, si butta adesso dentro a Henry, che rimonta e passa! Dentro Greggy alla curva 1 e adesso Greggy è già quarto. Henry è quinto però. Harry è quinto, ma Greggy è veramente... cioè, È non lo puoi superiore. spiegare, non lo È puoi spiegare. incredibile. Fa girare le girotondamente, giratonde, ruote in un modo che nessuno le gira. Veramente, sta facendo girare tutto, però Harry di nuovo dentro. C'è un incrocio, attenzione, Greggy ripassa. E adesso è all'esterno, vediamo, la tiene, non c'è Greggy verso. fa girare così tanto le ruote che si girano anche le sue palle nel momento. Veramente, Greggy non c'è verso di tenerlo dietro oggi, è veramente veloce, potrebbe Attenzione fare una Federico cosa... all'esterno su Fede Filippo, si butta e poi dentro, l'incrocio, tutto attenzione! storto! Oddio, tutto di traverso. Ed è Scusa, ma così, Gregori si apre il all'esterno, ventaglio. attenzione. Greggy è dovuto passare in pit lane, addirittura Harry all'interno, recupera tutte le posizioni perse, è dentro la curva 1 ed è secondo, torna secondo. Guardatela come sono aperti il ventaglio, ne approfitta tantissimo Matte,
che rimontava dal fondo, adesso è davanti a Greggy. Fede si riprende nel curvone veloce, la posizione su Pippo, ma incredibile quello che è successo. Un attacco un po' azzardato da Fede, ma non mi sento di dire che era sporco. Anzi, secondo me c'era Attenzione, sono girati tutti. Fede si è ributtato dentro Harry nel curvone. Adesso ha anche Pippo all'esterno. Vediamo se riesce a tenerlo dietro. Sì, riesce a tenerlo dietro in accelerazione. Questo episodio però, guarda cosa ha fatto. Ha fatto allontanare tantissimo Umbe. Adesso c'ha un gap spaventoso, è immenso. È veramente comodamente al comando della gara. Un po' come era Henry, un po' come eravamo abituati a vedere Henry nelle altre gare, che invece oggi sta faticando nel gruppo. Attenzione qui dentro! Attenzione! Tobias si gira, sarà dovuto a una distrazione, forse a un po' di rabbia, comunque ha cacciato una frenata assurda, bloccaggio e si è girato immediatamente. Arriva in ultima posizione, Tarta lo passa e adesso tutto da ricostruire. Tutto da ricostruire, anche questa non sembra la gara giusta per il team Kia Lenovo 63, davvero da ricostruire. Sbagliata, si è perso il verde e poi dopo c'è stato anche un contatto forse con Matteo in prima curva, non l'abbiamo potuto vedere purtroppo. Questa è una gara da dimenticare per adesso. Adesso è da ricostruire, ma il gap è enorme, anche soltanto dalla penultima posizione di Tarta, che fra l'altro sta arrivando abbastanza veloce su Marco. Qui vedo Greggy che combatte con Filippo, attenzione perché potrebbe buttarsi dentro proprio qui in curva 1. Ed eccolo! È dentro! Vediamo è forse sua, riesce. ma va largo! Riesce a tenerlo, bravo! Ed entra Pippo. Pippo si mantiene la sua quarta posizione. Pippo che non è mai arrivato a podio. Magari oggi c'ha il passo giusto per poterci provare. Intanto vedo segni di disapprovazione su Toby, che si trova a percorrere il rettilineo da solo nella terra di nessuno. Vediamo se avrà la possibilità di ricostruire in quelli che sono ormai 6 giri alla fine. Federico e Harry all'inseguimento stanno ricucendo il gap che sembrava impossibile ed da è veramente fare. adesso sono quasi arrivati lì. Fede è abbastanza vicino per cominciare a studiarsi le traiettorie. Forse anche perché hanno smesso di combattere con Pippo, che adesso ce l'ha un po' con Greggy. È dentro Pippo. Ma come ha fatto? L'ha passato al curvone. Ha provato dentro e lo tiene dietro. Non lo tiene, ma poi Greggy in accelerazione. Attenzione Harry dentro Fede, perché ha approfittato di una sbavatura di Fede in curva finale, nella curva 12. Ed Harry è entrato senza esitazione, adesso è di nuovo secondo. Però forse non devono fare troppa battaglia. Lì si tratta di dover stare attenti a non far ricucire Greggy, che ha passato stavolta Filippo, ha consolidato la posizione ed è pericolosissimo, sappiamo dal passo gara. Intanto Fede si riprende all'esterno la posizione su Henry e questo in effetti ha proprio favorito su Greggy. E intanto comunque anche Umbe prende e porta a casa questo piccolo gap che gli è stato dato dalla battaglia tra Fede e Harry. Infatti si vede che ha ripreso un po', ma guarda dove va a staccare Fede. Ma Fede e Harry solo, eccoli sono vicini. Sono attaccatissimi. Adesso sono proprio attaccati. Franco Bollati. Nonostante la bagarre qui il passo è superiore. Fede e Harry stanno andando a prendere Umbe ed è quasi inevitabile. Manca troppo alla gara per pensare che con un ritmo del genere Umbe riuscirà a tenerli dietro. Ma vediamo, perché le sue abilità difensive le descrive sempre Tarta come molto fastidiose. Copre molto spesso l'interno curva, costringendoti a degli incroci non sempre semplici. Ma adesso sono davvero vicini. Per il momento anche un Matteo un po' anonimo, non sta dando troppo poco, però, è più o meno come partito. Però partiva dal fondo, è comunque vicino al gruppo davanti. Avanti, Dio chiami, dai, prendetevi! Umbe è Ecco, come sentiamo dal contentissimo. team radio di Umbe è Umbe, contentissimo, lui incita i suoi bravissimo. Quelle Greggy sull'erba. Si è girato, vediamo. Replay. Ha toccato Henry sulla ruota posteriore, si è girato, forse ha voluto troppo. Umbe, attenzione, Henry pit lane. Harry all'esterno, vediamo se riesce a passare anche lui. Umbe come ha fatto Fede. Harry prova un attacco all'esterno, ma non c'è verso. La traiettoria è a favore di Umbe, questo favorito. Anche Pippo che si è riattaccato a zona podio. Mamma mia, Fede che gap. Ha Adesso sfruttato Fede appieno le sue potenzialità. Adesso Fede sa l'errore di Umberto. Adesso Fede sa che il suo diretto avversario in gara è proprio Henry, che credo stia preparando un incrocio su Umbe. Esce fortissimo ed è dentro. Dall'esterno. E dall'esterno ha sorpassato, infrenata. mamma mia, si mette davanti in curva 8, fa la 9 davanti ed è fatta. Umberto dietro, Harry ha preso la posizione. Assolutamente. Seconda però posizione per lui. Ma però Fede è stato bravo a crearsi quel gap. Sapeva che doveva sfruttare gli attimi in cui Umbe si trovava fra lui e Henry, e adesso Umbe sta perdendo veramente tanto tempo. Sì. È in crisi, si vede questa cosa, forse dovuta anche a problemi tecnici.
E attenzione, perché adesso dentro c'è anche Pippo e per Umbe questo si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Poco prima dell'errore aveva proprio espresso la sua gioia. Ah, però quasi la perde in rettilineo. Attenzione, Toby su Marco, ha ricucito Vediamo. il gap e È all'interno dentro! nell'ultima curva si butta dentro e poi dopo gli fa ciao ciao con la manina, se ne va, attenzione, chiude curva 1 e dice: Marco, stai dietro, ci vediamo l'anno prossimo. Assolutamente. Quindi Toby ce l'ha fatta, ha ricucito quel gap che sembrava veramente una distesa. Guardate che Marco non sta mollando. Ricordiamo che le abilità di guida di Marco sono discutibili, quindi noi apprezziamo sempre l'impegno. È stato veramente difficile. Vietato svapare! Ma che derapata ha tirato Fede in quella curva finale. Intanto Umbe sta cadendo di male in peggio, anche Greggy si butta dentro e Umbe in soltanto un giro e una curva si è trovato da primo a sesto. Un vero e proprio disastro. Assolutamente, non si è mai visto un crollo del genere per adesso in nessunissima gara del maestoso. Veramente non si sa cosa stia succedendo al nostro pilota. Si è girato anche a Pomposa che era avanti. Anche a Chioggia soprattutto. A Pomposa è riuscito ad arrivare a podio. È stato a Chioggia che si è girato per un errore quando era lì davanti. Umbe ha sempre un po' di sfortuna, ma ha dimostrato quest'anno, a differenza della scorsa stagione, che il passo c'è. Intanto guardate com'è, Harry e Fed continuano a martellare sugli stessi tempi, il gap è sempre quello, ma si stanno allontanando dagli altri. Stanno dando una pista a Pippo, Matte e Greggy, che Greggy è tornato su Matte, attenzione. Greggy torna su Matte. No, evidentemente mi sono sbagliato. Errore perché era Pippo dietro a Matte. E adesso Greggy sta di nuovo combattendo con Pippo in curva 1 come prima. E l'ha passato. Adesso è quarto a caccia di Matte. Matte deve Conoscendo scappare. Greggy, per Matteo sarebbe meglio cercare di scappare, di usufruire questo combattimento tra Greggy e Pippo. Matte per ce la può scappare, fare, perché il giro finale Greggy avercelo dietro è veramente tostissimo. È È tosta, pericolosissimo. è vicinissimo, è l'ultimo giro, ultimo settore. Fede che sta inevitabilmente andando a inseguire il sogno di una vittoria che non è mai arrivata pur essendo stata così vicina. Harry che lo segue senza possibilità di replicare. Primo e secondo ed ecco le ultime Vediamo curve. la bandiera Ma Greggy è Starchi. vicino. Eccolo Greggy lì. è vicino. Greggy è molto vicino. Greggy rischia il podio partendo da ultimo. Vediamo l'ultima curva, tenta l'incrocio, Pippo dentro. Attenzione! Vicinissimo. Oddio! Non Vicinissimi. passa. Non Ma possiamo sono sapere che 6 sono arrivati, erano centesimi. troppo vicini, decisamente troppo vicini. Vediamo Vediamo dalla il replay. Vediamo dalla pole board. Vediamo, ecco qua Matte che entra pulito nell'ultima curva, ma Greggy l'ha incrociato. È stata una bella gara. Bello. Mamma mia, senti anche. Io chiamo porco. Il disappunto di Umbe, il disappunto. Beh, anche lui gara da dimenticare, Gara da come dimenticare. Toby, assolutamente. E Partito Tarta. molto bene, invece. E Tarta che ha fatto una gara da solo dopo essersi girato, recuperando Marco e Tobia con il testacoda. Però c'è da dire che Tarta andava veloce, il passo sul giro c'era, stava anche riprendendo Umberto addirittura, forse con qualche altro giro sarebbe anche riuscito a prenderlo addirittura. Cosa succede? Che Fede ha mancato la pit lane. Attenzione, dopo un altro giro di pista. non si sa. l'euforia della prima vittoria. Voleva fare il saluto ai tifosi. Complimenti a Fede che dopo tutti questi podi, Fede ha fatto 100% La di gara. podi, tanti tranne quando c'è stato l'incidente a Romagna Karting nella scorsa stagione, è sempre arrivato a podio, mai ha vinto e finalmente Ha è arrivato al sbloccato suo la sua giorno. prima vittoria, veramente gara fantastica. Sensazionale! Esatto, e adesso mandiamo la linea allo Sky Pip Room. Con le interviste del parco chiuso. Una gara in cui un rookie è arrivato a podio, questo non si era ancora mai visto nel GP maestoso. E che cosa, una gara anche controversa, no? Ma che cosa ne pensiamo noi dal punto di vista del pilota? Allora, c'è da dire che questa gara è stata tutta molto una sorpresa perché ero partito in qualifica che ero arrivato ottavo, posto che anzi speravo di fosse più in alto come in griglia, e devo dire che in realtà sono riuscito a guadagnare un ottimo terzo posto contro tutte le mie aspettative obiettivamente. Inoltre questa gara mi è piaciuta molto anche perché gareggiavamo in una pista molto larga a dispetto delle altre, che mi ha dato un buon feeling. Posso chiederti che cosa ne pensi invece delle controversie un pochino che si sono sentite alla fine della gara da parte degli altri piloti verso un po' quello che è successo, no? Durante questa grande bagarre che c'è stata durante tutta la gara? Allora, di quello che hanno detto gli altri piloti,
Al momento non posso confermare quello che sia successo anche tra me e il pilota della Chiele-Novo, ma poi guarderemo i video e avremo la conferma. Se sarà la conferma, poi obiettivamente arriveranno anche sicuramente delle scuse da parte mia nei confronti della Chiele-Novo per quello che è successo. Terza gara del GP Maestoso, devo dire è stata particolare, una grande bagarre davanti. Come ci si è sentiti? La gara è andata diversamente da come mi aspettavo all'inizio. Secondo me si può considerare questa un po' come una sconfitta, perché arrivavo qui a Misanino con delle aspettative molto diverse da quelle che ci sono state. La partenza è andata tutta che secondo i piani e ci siamo trovati quinti nel giro di veramente poche curve. Mi ha stordito molto, mi sono trovato in confusione, poi chiaramente siamo riusciti a recuperare qualcosina. Purtroppo non ho sfruttato l'errore di Umbe per passargli davanti come ha fatto invece Fede subito. Questo ha creato un gap fra me e Fede che poi non sono più riuscito a ricucire, e peccato perché qui secondo me ce la potevamo fare a concludere anche una terza gara primo. Si chiudevano un po' le chance per il mondiale per gli altri, invece così è tutto riaperto, quindi è da rivedere. Cosa ne pensi invece del veicolo che stavi utilizzando oggi? Com'era? Come te lo sentivi? Il kart era veloce, me lo sentivo nelle mie mani, però non ero al top. C'erano comunque delle curve che non era come a Pomposa e a Chioggia, dove mi sentivo proprio perfetto, sentivo che tutto stava funzionando nel modo corretto. Qui c'erano delle curve dove ancora a fine gara non ero sicuro di quello che stavo facendo, quindi effettivamente il feeling è mancato un po'. Come ci si sente oggi? È stato fantastico vincere la mia prima gara e devo dire che il feeling con il kart e la pista erano ottimi. Non mi aspettavo di vincere perché comunque diciamo che gli altri piloti, soprattutto Enrico, era veramente veloce nelle altre gare, quindi mai mi sarei aspettato di vincere, però diciamo che la fortuna mi ha aiutato con gli eventi che sono successi durante la gara. E devo dire che la pista è fantastica, mi è piaciuta un sacco e anche il kart aveva un buon feeling. Quale sarà da adesso in poi la mentalità della scuderia francese che per la prima volta appunto si è trovata in una posizione così di vantaggio, anche se ha sempre accumulato molti punti rispetto agli altri avversari? Beh, la strategia è quella sempre di arrivare, diciamo, sul podio, non di vincere. Di sempre di non andare oltre e di non finire sotto al podio, quindi magari facendo anche un DNF o qualcosa diciamo in basse posizioni, quindi questa è la strategia. Bene, sentite le interviste, adesso andiamo al podio e rispetteremo il silenzio per l'inno nazionale. Ed eccoci dopo la gara di Misanino con la classifica generale. E questo è l'aspetto della classifica, posizioni che rimangono invariate nonostante tutto ciò che è successo. Marco che appare in classifica dopo l'apparizione, Fede che accorcia quel gap su Henry che sembrava irricucibile.